Come al mercato ittico alla prima ventata i materiali più leggeri, quali il polistirolo, finiscono in acqua, causando inquinamento e malumore tra la popolazione, i residenti e i turisti, così sta accadendo anche a San Domenico, dove si sta allestendo la mostra evento The Mystery Man. Logicamente, per allestire le varie stanze e tutte le strutture necessarie, gli organizzatori hanno dovuto portare tutta l'attrezzatura ben imballata, con scatole, pluriball e tutto il necessario perché i vari pezzi non subissero danni durante il trasporto. Ora, mano a mano che stanno arredando e attrezzando gli spazi della mostra, il materiale di risulta viene lasciato fuori la cattedrale. Il vento non bada se l'immondizia lasciata è per allestire una mostra preziosa o se si tratta di semplici cassette di polistirolo che fino a 2 minuti prima contenevano pesce. Il vento prende e raccoglie ciò che è abbastanza leggero e lo getta dove capita capita, e a Chioggia, centro storico, niente più facile che ciò che è raccolto dal vento vada a finire in acqua. Contro chi usa le cassette di pesce ci si scaglia con facilità, mentre sembra che si abbia riguardo a dire alla ditta che ha in carico la sistemazione della chiesa che i materiali che restano devono essere conferiti correttamente. Se non si è deciso in maniera diversa, l'azienda o deve portare i bidoni più di vicini come fanno tutti, o deve chiedere un passaggio di Veritas per il ritiro di ingombranti e tenere in custodia ciò che è da conferire fino al passaggio. Sembra che i residenti abbiano detto all'azienda che il rischio era che il materiale da imballo finisse in acqua, ma sembra anche che qualcuno abbia riso dopo aver ricevuto questa informazione. Purtroppo ciò che finisce in acqua non è facilmente recuperabile e capiamo che le raffiche di vento non siano prevedibili, ma uno spiazzo mantenuto in maniera più decorosa darebbe meno problemi. Un comportamento simile potrebbe essere sanzionabile dagli ispettori di Veritas. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Siamo con Nicola Nichetto, direttore artistico del prossimo evento che ci sarà a Chioggia, la vigilia di Ferragosto. Esatto, proprio il 14. Di cosa si tratterà? Una cosa in grande conoscendo Nicola? Sì, visto quello che abbiamo fatto l'anno scorso non potevamo deludere chi ci conosce, e perciò quest'anno proprio la notte del 14 agosto, proprio la notte dei fuochi che tutti noi amiamo, abbiamo pensato di creare un evento proprio in laguna, perciò per la prima volta avremo un concerto in laguna, un concerto galleggiante, un po' per ricordare il famoso concerto dei Pink Floyd di Venezia, insomma penso che tutti ve lo ricordate, e abbiamo perciò scelto una band che faccia un tributo a questo evento. Pertanto il 14 agosto mega concerto in laguna con il tributo ai Pink Floyd. Per cui il concerto si svolgerà dalla parte lato nord della laguna. Lato nord della laguna, e per una chicca che insomma ci è piaciuto a tutti noi organizzatori. Non sono da solo che organizzo questa cosa, siamo uno staff, e ci è piaciuto ricordare un po' la famosa galleggiante. Negli anni 60 mi sembra tutti aspettavano la famosa galleggiante che arrivava da Vigo, no, ve la ricordate questa barca bella, luminosa, tanto che anche oggi si dice mamma mia ti pari una galleggiante, o no? E perciò abbiamo inserito questo elemento così un po' per rispolverare la tradizione di quella notte, di quella serata. Per cui tutti quanti in attesa allora. Tutti in attesa dell'arrivo della galleggiante. Arrivata la galleggiante inizia il concerto. Prima del concerto abbiamo anche una sorpresa, abbiamo un balletto molto particolare che verrà fatto sempre lì in laguna, e dopo il balletto inizia il concerto. Finito il concerto, boom, partono i fuochi d'artificio di Chioggia. Per cui un evento che attrarrà anche tantissime persone che vengono da fuori. Assolutamente sì, infatti già abbiamo tante richieste,
tante domande, tante curiosità, perché abbiamo iniziato proprio in questi giorni a fare qualche piccolo promo, insomma abbiamo voluto incuriosire chi ci segue e vediamo insomma una risposta veramente che ci soddisfa, ecco. Perfetto, siamo certi che non resteremo delusi perché da Nicola non lo siamo mai rimasti. Beh sì, dai, sono contento di quello che ho fatto l'anno scorso, quest'anno sono molto molto impegnato e non ho potuto insomma fare qualche notte bianca, ma mai dire mai. Mai dire mai. Sì. Grazie. Grazie a voi, grazie Michela, ciao. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il consigliere regionale Marco Dolfin, Lega Liga Veneta, ha sollevato preoccupazioni riguardo i disagi che stanno affliggendo viaggiatori e pendolari che utilizzano il servizio pubblico di trasporto. Secondo Dolfin, un servizio adeguato non può essere offerto a spot, ma richiede continuità e costanza. La situazione, che sembra essere causata principalmente dalla carenza di autisti, forse a causa di una programmazione errata del personale in servizio con l'aggiunta di ferie e malattie per mesi vari, ora sta avendo effetti negativi sull'intero servizio di trasporto pubblico e sta causando disagi agli utenti. Il consigliere ha fatto riferimento alle corse cancellate sulle linee 80 e 85 di Arriva Veneto che collegano Sottomarina Chioggia, Venezia e l'aeroporto Marco Polo di Mestre, linee frequentemente utilizzate da centinaia di studenti, lavoratori e turisti per gli spostamenti tra Chioggia, Venezia e viceversa. Dolfin ha già segnalato i disagi causati dalle cancellazioni delle corse all'ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino di Venezia, informando anche gli uffici regionali competenti. Tuttavia ritiene che la situazione non sia più sostenibile, soprattutto per i lavoratori pendolari, pertanto chiede un intervento urgente per riportare alla normalità il servizio di trasporto nelle linee interessate. Chiede inoltre il rispetto del contratto di affidamento del servizio e delle esigenze dell'utenza coinvolta. Dolfin è a conoscenza dei tentativi e dei passaggi sindacali e aziendali per affrontare la situazione, ma se i disagi dovessero persistere minaccia di segnalare la questione alla prefettura, chiedendone l'intervento. L'obiettivo è garantire un servizio di trasporto efficiente e affidabile per i cittadini e gli utenti interessati. Chioggia Azzurra, di fronte agli eventi climatici estremi di questi ultimi giorni e dai roghi che hanno messo in fuga migliaia di turisti in Grecia e a ferro e fuoco la Sicilia, anche i più incalliti terapiattisti del riscaldamento globale causato dall'uomo avrebbero dovuto avere un attimo di turbamento. Ed invece no, la teoria dei negazionisti ha un fondamento logico, ma lì si ferma. Secondo loro il clima non è un fattore immutabile ed è sempre cambiato anche nella storia recente. Nel Settecento si pattinava sulla Senna e all'inizio del Novecento a Milano cadeva 1 metro di neve. Lo stesso asse terrestre nell'ultimo secolo ha subito degli spostamenti significativi, circa 10 metri in un secolo, per terremoti, sfruttamento acque fossili ed immancabile scioglimento dei ghiacciai. Secondo i negazionisti però la colpa non è dell'uomo e della sfrenata antropizzazione degli ultimi 100 anni, ma è dovuto al riscaldamento del Sole, cosa del resto che avviene da tempo geologico ed ha reso possibile la vita sulla Terra. In origine infatti il Sole era molto più debole, almeno secondo il modello del riscaldamento progressivo delle stelle simili al nostro Sole, che poi collassano quando hanno bruciato in una reazione di fusione tutto l'idrogeno a disposizione e cominciano a bruciare l'elio, diventando prima una gigante rossa e quando è finito anche l'elio una stella nana bianca. Secondo i negazionisti, quindi, per quanti sforzi facciamo, il destino è già segnato, ma dimenticano un particolare. I fenomeni di cui parlano hanno durata di milioni o miliardi di anni, non di centinaia di anni.
o che il buco dell'ozono dovuto ai gas fluorurati si sta richiudendo dopo che è stato vietato il loro uso. Forse sarebbe meglio che dessero uno sguardo al bellissimo film Rapa Nui sull'ascesa e declino della civiltà dell'isola di Pasqua, che presa dal suo delirio per le statue gigante Moai ha distrutto il suo ecosistema. La vera conclusione a cui nessuno ha il coraggio di accennare è che 10 miliardi di individui sono troppi per un pianeta che ha risorse rinnovabili per sì e no 500 milioni. Ma questo è un argomento tabù per tutti i negazionisti, come per tutti i Giovanna d'Arco del clima. Il suicidio di massa degli anziani e degli inutili per risolvere i problemi economici legati all'invecchiamento e alla sovrappopolazione è la soluzione provocatoria proposta per il Giappone da un professore di economia di Yale, Yasuke Narita, che sta sollevando polemiche in tutto il mondo. Ma forse 2 anni fa con il Covid si era già fatto una prova d'orchestra. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.